Guarda Stefano, io da quando faccio questo lavoro sono l'uomo più felice del mondo. Un cambio di vita, sì, io quando ho deciso di cambiare sapevo che sarebbe andata così, si sta veramente bene in campagna. Ciao ragazzi, oggi voglio farvi conoscere il vino naturale di Massimo Cavestro, prodotto qui nella sua tenuta di Novaglie sulle colline appena sopra Verona. Ma chi è Massimo Cavestro? A me piace definirlo un entusiasta. Da quando l'ho conosciuto, soltanto pochi mesi fa, l'ho sempre visto con il sorriso. Magari sarà una sua indole naturale, però poi scavando mi sono accorto che dietro c'è molto di più. E a confermarmelo sono state proprio le scelte che lui ha compiuto da pochi anni a questa parte quando ha deciso di entrare in questa avventura, produrre il vino naturale, ovvero senza l'ausilio di sostanze chimiche né in campagna né in cantina, quindi niente pesticidi, niente antiparassitari, con l'aggiunta dei solfiti ridotta al minimo essenziale per garantire la stabilizzazione del prodotto. Sarebbe lungo a soffermarsi su tutti gli aspetti tecnici legati a questa particolare tipologia di vini. Sappiate però che gran parte dell'evoluzione e della qualità del vino dipende dall'evoluzione naturale dell'uva e del mosto. E lavorare sulla base di questi criteri, credetemi, non è affatto semplice. Qualcuno dice che il produttore di vini naturali possa essere tranquillamente paragonato a un funambolo senza rete. È vero? Immagina l'emozione di una fune senza la rete sotto. Sì, è vero, è una cosa, ma sono scelte. Noi abbiamo scelto di vivere la campagna e coltivare in maniera biologica, e viene da sé che anche i vini dovevano essere vini naturali, per cui vinificati in una determinata maniera, come si faceva una volta, ma con una qualità che forse una volta non c'era. Ma anche con rischi diversi. Rischi diversi, sì, rischi diversi, e soprattutto il rischio di come la clientela può apprezzare un vino naturale. La clientela deve abituarsi, l'utente, il bevitore deve abituarsi a bere i vini di una volta, naturali, senza solfiti. Di un bicchiere come questo puoi berne parecchi, sempre consapevolmente, ma l'indomani non hai il mal di testa classico di vini fatti con, non voglio dire chimica, ma fatti in altro modo. Perché cambia anche il sapore, il gusto, cambia un po' tutto. Cambia tutto, dal momento dello stappo cambia molto. Qua è un ritorno alle origini. Io mi ricordo quando mio nonno mi ha insegnato è un parolone, ma a fare il vino, io sentivo i profumi che sento adesso nei vini che faccio io. E questo che emozione ti dà? Bah, non c'è prezzo. Perché hai scelto di produrre in questo modo? Ho scelto di produrre in questo modo per rispettare l'ambiente e rispettare la salute nostra, dei nostri figli, per cui i vini appunto naturali. I vigneti di Massimo si trovano in Val di Venere, un nome che già di per sé evoca l'amenità, la bellezza di questo posto. Ma chi è Massimo? Massimo per tanti anni è stato un imprenditore del settore termico, una professione che ha esercitato anche con successo, fino al giorno in cui capì che le dinamiche legate a quel mercato così frenetico, così veloce, insomma, sentiva che non gli appartenevano più, e quindi decise di assecondare la sua vera, primaria, antica passione, quella legata alla terra, alla campagna. E qui in questo territorio acquistò quindi degli appezzamenti vitati che poi trasformò in funzione delle sue inclinazioni: produrre biologico, produrre vino naturale. Ed è stata una scelta forte, chiara e coraggiosa, perché è passato da un settore produttivo a un altro esattamente agli opposti, e questa non è una scelta che tutti possono fare. E sembra quasi paradossale dirlo, perché lo ha provato anche lui, ma tornare alle regole dettate dalla natura, dalla terra, con i ritmi, con le tempistiche richieste dai ritmi naturali, per l'appunto, sembra un concetto astratto, quasi fuori dal tempo, nel quale invece lui ci si sente perfettamente calato. Eccola qua, guarda che spettacolo. È matura al punto giusto, spargola, l'ideale per essere messa nel fruttaio, per il nostro amarone.
è anche un promemoria del fatto che il vino nasce nelle vigne. Assolutamente sì, sì, è importante l'enologo, è importante il vignaiuolo, è importante il metodo di lavorazione, ma l'uva, cioè il vino, lo facciamo noi in campagna, dal momento della concimazione, la potatura, la scelta del grappolo, l'amore, io parlo alle mie vigne, è da lì che nasce un buon vino. E che cosa dici loro? Ah, di tutto. No, di solito, veramente io scherzo, ma il contadino che ama il suo campo parla alle sue vigne. Quali varietà di uva coltivi? Beh, noi siamo nella zona DOC della Valpolicella e abbiamo Corvina, Corvinone, Rondinella e facciamo appunto il vino. La sfida è stata fare un vino rosato rifermentato in bottiglia con il Corvina e Rondinella, il rosa di Venere, per cui si fa rifermentare con il mosto dell'Amarone per avere un vino vivace e frizzante. E poi il Valpolicella e l'Amarone e ripasso. Si può essere innovativi in questo settore? Sì, assolutamente sì. Innovare e cercare di tornare ai sapori del passato, il vino di mio nonno, per cui un vino naturale, senza prodotti, proprio un vino che faccia battere il cuore. Massimo non produce grandissime quantità, sia perché la superficie vitata di cui dispone non è particolarmente estesa, sia anche per una scelta ben precisa, perché bere vino naturale richiede un approccio culturale ma anche emotivo, perché sono vini intensi, decisi, che rilasciano anche questo torpore che può incuriosire ma rendere anche perplessi, ma sono anche lo specchio di un'anima vera e di una profondità accattivante, che comunque deve essere spiegata. Quanto è difficile per un consumatore normale avvicinarsi al vino naturale come prodotto e come filosofia? Non è difficile, bisogna avere il coraggio di avvicinarsi, per cui la prima volta probabilmente lo senti e non ha il profumo che ti aspetti perché sei abituato a bere dei vini diversi. Una volta che lo assaggi, crea dipendenza, non puoi più farne a meno. Tanti parlano di una moda, ma allora il vino naturale è più una moda o una filosofia? Ma io mi auguro che non sia una moda, deve essere una filosofia, deve essere un avvicinarsi alle radici e alla tradizione. Da che mondo è mondo si producevano i vini in questo modo. Adesso si sta riscoprendo e è più piacevole bere un vino così rispetto ad un altro più creato. Per te però tutto questo è il riflesso di un cambiamento radicale che tu hai vissuto e stai vivendo tuttora. Appunto, come l'hai vissuto questo passaggio? Ma io, come ti ho già detto, penso di essere l'uomo più felice della terra. Prima nella mia vita precedente avevo un'altra attività, facevo dell'altro, chilometri in auto, problemi di altro genere. Ora è più faticoso, sicuramente, però guarda, si sta bene e la soddisfazione nello stappare un vino creato, evoluto fin da quando poti la vigna, non ha prezzo. E poi una cosa che Massimo ancora non ci ha detto è che i suoi sono vini naturali, d'accordo, ma sono anche vini da spiaggia. Assolutamente adatti alla spiaggia. Quindi andiamo in spiaggia? Pronti? Mi pare giusto, sono a Verona. Andiamo? Ma perché spiaggia? Ma guarda qui. Oi là. Sì. Cosa vuoi di più? Mamma, guarda. È un mare verde questo. Questo è il mio paradiso. Adesso ci stendiamo qua, sull'estraio da spiaggia. Quindi questo è il tuo rifugio segreto? Questo sì, è il mio rifugio segreto. Qui è veramente una magia quando c'è la nebbia che avviluppa la Vasquaranto. Io mi siedo qua, è come essere in vacanza. Hai capito? Grazie Massimo. E adesso ci godiamo il panorama allora. Assolutamente sì. Guarda che fantastico. Ciao ragazzi. Scusate, dobbiamo prendere il sole. È un duro lavoro. Sì, qualcuno deve farlo.